A chi dà fastidio l'operato dell'assessore Alessandro Manera? È quello che si domandavano tutti oggi in comune, guardando come era stata sfregiata la sua auto. Quasi completamente incisa in ogni fiancata e sul cofano, con in alcuni punti più passaggi, quasi a sottolineare la volontà di procurare dei danni. Non un vandalismo gratuito quindi, ma un messaggio chiaro per l'assessore, inciso sulla sua auto, identificata da questo cartellino che tiene sempre sul cruscotto. Un'azione fulminea quella di ieri sera in pieno centro storico e tra molte altre auto. Beh, l'avevo parcheggiata in centro, vicino a Piazzale Burchellati, adesso verificheremo con le telecamere, con le camere di sorveglianza se troviamo il responsabile. Ma chi sta dando fastidio? Ma non lo so, spero a nessuno, spero che sia qualche vandalo, preferirei, perché non sto facendo nulla di particolare se non il mio dovere come amministratore. Perché ci deve essere una forte motivazione per infliggere un danno del genere in un luogo dove il rischio di venire scoperti è molto alto. E oggi c'era chi ipotizzava, proprio per questo, l'impegno dell'assessore nel rinnovato piano antismog, con relative limitazioni che forse danno fastidio a qualcuno, o forse qualche concessione negata per mancanza di requisiti ambientali. Dal canto suo però l'assessore tende a sdrammatizzare così l'accaduto. Mi hanno strisciato la macchina in entrambi i lati, purtroppo qualcuno ha pensato di fare un bello scherzo che proprio non mi è proprio piaciuto onestamente.